Buonasera e benvenuti alla sesta e ultima giornata di Strangius, Festival internazionale dell'autobiografia. Comincio subito col dire che le votazioni per il tema dell'anno prossimo termineranno alla fine del primo incontro. I temi saranno insegnamenti, resistenze e sport. Volevo ringraziare anche Doride Pilloni per gli articoli che ha scritto sul Sardington Post che riguardano il nostro festival. Adesso partiamo subito col primo reading, che è a cura di Simone Pirettu, in arte Bujumannu. Ambasciatore della musica reggae e delle positive vibes in Sardegna. Inizia il suo percorso nel 95 con gli Scammi Ska, che ancora oggi sono ricordati per la grande energia degli spettacoli live e soprattutto per essere stati i primi e i più rappresentativi gruppi ska reggae in Sardegna. Dal 2002 al 2004 continua il suo percorso in Lombardia con il Radio Island. Dal 2005 è il cantante della band Train to Roots di Sassari, una delle band più rappresentative a livello mondiale della scena reggae italiana, con 7 album all'attivo e centinaia di concerti in giro per l'Italia e l'Europa, nei festival più rappresentativi della scena musicale. Molte le collaborazioni artistiche importanti con Levante, Eugenio Finardi, Clementino, Mad, Bunna, Bianco, per citarne alcuni. Molto attivo anche col progetto solista. Infatti sono 3 gli album realizzati con discreto successo. Fatti trasportare del 2013, con il quale vince il primo posto al Global Rock Star in Austria. Atlantide del 2020, premiato come miglior disco del 2020 al premio Archivio Mario Cervo di Olbia. Senza confini del 2023, prodotto con crowdfunding di grande successo, il disco che rappresenta più di tutti la sua crescita e maturazione a livello artistico. Buon ascolto. Ciao a tutti, scusate l'emozione, suonare in casa è sempre veramente una grande emozione. Allora, ho scelto nella vita di fare una cosa che per molti non è un lavoro, ma mi ha dato la possibilità di andare oltremare, girare l'Italia e l'Europa, e sono orgogliosissimo di questo. Sono uno che ama, adora il silenzio, ma ho scelto la musica anche per rompere il silenzio, quindi parlare e spiegare un po' le mie ideologie e dare un'alternativa agli ascoltatori. Vi faccio sentire un pezzo che si intitola Pilota, perché ognuno di noi penso che sia libero di scegliere dove, con chi passare il proprio tempo. Sentirete un'introduzione di un caro amico che arriva da Sassari, lui si chiama Forelok. Anche lui rappresenta il reggae in Sardegna e anche lui sta spaccando in tutto il mondo. Mandala, così non perdo tempo e smetto di tremare. Non ti fermare, tu sei il pilota. Il tempo vola, scoprire il mondo come un pirata. Il tempo vola e anche nel fango nota più forte. Il tempo vola, il tempo vola. Vorrei riuscire a non perdermi niente, avanzo con gli artigli. Vorrei riuscire a non dimenticare migliaia di momenti, di brividi e dettagli. Wow, gli anni quando vanno via, portano via di tutto. Wow, rimane qualche ruga, non dura ma abbastanza, si brucia come il fuoco. Annuso la mia strada, la tocco con le mani, mi sento suo custode, siamo tutti di passaggio, la vita è così breve, perciò non perderne un assaggio. Sai perché? Il tempo vola, non ti scordare, tu sei il pilota.
il tempo vola e anche nel fango nuota più forte. Il tempo vola, non ti scordare, tu sei il pilota. Il tempo vola, il tempo vola, ma quante stelle ancora in cielo ne abbiamo e per fortuna. No, qui non servono le luci, ti bacio ancora e suona una barca in mezzo al mare che spinta dal maestrale ci porta ancora qualche onda. Le sento ai nostri piedi, stanotte non si dorme, si placcheranno i sensi, la sabbia ancora calda, non serve il materasso, noi canteremo ancora, protetti dalle dune, e ci sveglieremo all'alba, alla valle della luna. Il tempo vola, non ti scordare, tu sei il pilota. Il tempo vola e anche nel fango nuota più forte. Il tempo vola, non ti scordare, tu sei il pilota. Il tempo vola, il tempo vola. Grazie a tutti. Grazie Simone. E adesso partiamo subito col primo incontro di oggi, che riguarderà il libro di questo ragazzo giovanissimo che si chiama Edoardo Lughi e sarà coordinato da Federico Serratore. Federico Serratore è un avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Cagliari che ha maturato negli anni diverse esperienze presso primari studi legali, ove si è formato professionalmente in ambito giudiziale e stragiudiziale, sia a livello nazionale che internazionale, con particolare riferimento al diritto commerciale e al diritto societario. Buona serata e godetevi il viaggio con Edoardo. Buonasera a tutti e grazie per essere qui nonostante questo vento che non è piacevolissimo ma ci accompagnerà. Ringraziamo anche Edoardo, quindi un altro bel applauso per Edoardo, se lo merita. Che sicuramente non si farà spaventare da questo vento, avendo raccontato in questo suo viaggio in una remota isola norvegese alcuni mesi trascorsi nel completo buio. Un viaggio in cui quindi ha cercato di riscoprire se stesso e lottare contro quel suo buio interiore che dichiara di avere all'interno del libro e ci racconterà un po' meglio. E quindi occasione migliore non poteva esserci se non quella di affrontare in maniera totalmente solitaria e al buio questa sua riscoperta di se stesso. Il libro è una mini raccolta di racconti e di fotografie che lo accompagnano durante questo percorso. Io partirei proprio dalla prima, che mi ha incuriosito. Non so se qualcuno di voi si ricorda un celebre dipinto di Friedrich, romanticismo tedesco, in cui si vede questa figura che rivolta verso le montagne, un paesaggio innevato,
E il romanticismo tedesco è un po' questo, stare in solitudine, affrontare timori, paure e a cercare soprattutto di riscoprire un po' la spiritualità, la propria fede e rimanere quindi meravigliati davanti al tutto, davanti alla natura, con l'umiltà e la consapevolezza di essere veramente infinitamente piccoli dinanzi al tutto. Prego, a te la parola. Racconta un po' come è iniziato il viaggio, cosa ti ha portato e cosa ti ha spinto a viaggiare. Siamo tutti curiosi. Buonasera a tutti, intanto. Allora, i motivi sono stati vari, ecco, che mi hanno spinto. In primis questa ricerca appunto del buio, perché quando sono andato su ho scelto il periodo della notte polare, che non so se la conoscete o meno, è il periodo in cui il sole non sorge mai oltre l'orizzonte, e un po' nella copertina si può vedere dal puntino dove mi trovavo, ero tra gli ultimi arcipelaghi prima cioè dopo Tromsø, quindi prima poi del grande mare, prima della calotta polare. E sono partito perché diciamo, in primis cercavo silenzio, che direi che è la parola chiave, no? di questo festival, ma un silenzio dove in verità, un silenzio da rompere con pensieri che penso sia normale. Io ne sto facendo esperienza adesso, quindi non voglio dire che, insomma, so già filo per segno, ecco, a cosa si va incontro alla metà, ecco, però che sorgono verso, ho notato, i 23-24 anni, più o meno, quando ti approcci un po' di più alla vita adulta. E mi rendevo conto che nella mia vita frenetica di media città, comunque io vengo da Faenza, che è non so se la conoscete, una città medio grande della Romagna, mi sentivo sparaflesciato, scusate il termine, da tantissimi input che potevano derivare dai social o comunque da tante aspettative che venivano fatte su di me, magari da famiglia o amici dopo la fine del mio percorso di studi, ecco, non so. E sentivo di non avere il tempo di poter fermarmi e metabolizzare questi pensieri che venivano appunto da un buio interiore, perché poi quando guardavo dentro di me non c'era una luce, era una massa nera, no? che mi spingeva dentro. Quindi ho detto dai, uniamo un po' tutte le due cose, infiliamoci nel buio fisico, proprio in un buio totale, per metabolizzare il mio buio interiore. E quindi con vari pensieri scritti che appunto scrivevo mentre stavo a Faenza, li ho presi su e sono andato su in questa casa sperduta su un'isola a ragionarci sopra. E poi ecco, l'altro motivo un pochino più parallelo è stato appunto prendere la macchina fotografica di mio padre, che ho trovato durante un trasloco sofferto dal mio paesino natale, e trovare la sua macchina fotografica. Io l'ho persi quando avevo 10 anni con un rullino ancora a metà, e senza avere una nozione di fotografia analogica, quindi è un miracolo che siano venute quelle foto, non sono un fotografo professionale, ecco. Sono salito e sapevo che il suo uno dei suoi desideri, non era l'ultimo desiderio, era quello di andare in queste terre, e quindi ho detto dai, proviamo a prendere questo, come lo chiamo nel libro, un retaggio lasciato in sordina senza avermelo mai detto, e finire questo lavoro per lui, ecco. Grazie. Hai detto un paio di cose interessanti. Insomma, la frenesia della nostra vita moderna, che comunque ci porta costantemente a dover lavorare, produrre, dover andare sempre più veloci. Un po' non ci siamo messi d'accordo. Stiamo leggendo entrambi lo stesso libro di Tiziano Terzani, non so quanti di voi lo conoscono, immagino di sì. Un giornalista che ha fatto del viaggio la sua vita, sempre stato un emissario di guerra, quindi viaggiava in particolar modo in tutto il sud-est asiatico, quindi ha vissuto tutte le guerre dal Vietnam, Cambogia,
è un giornalista che è sempre stato molto critico con la cultura occidentale, che è un po' la nemesi di quello che è lui, che sostiene fortemente che la vita vada, invece che insomma correre con velocità sostenute, vada vissuta in maniera molto più lenta. Io credo che tu questa lentezza l'abbia trovata in un minuscolo posto in cui il tuo vicino di casa più prossimo era se non ricordo male, un allevatore di renne che stava a circa 1 chilometro probabilmente dalla tua abitazione. Quanto è stato difficile per te riuscire effettivamente a fermarti, abbandonare, seppur per poco, la nostra vita frenetica, fatta di lavoro, impegni, la maggior parte delle volte imposti dalla nostra società, e fermarti a pensare? Beh, innanzitutto alzo la mano e dico che in questo posto isolato in cui mi trovavo, comunque mandavo avanti il mio lavoro, che essendo freelancer comunque avevo bisogno di appunto lavorare per, per mantenermi, quindi avevo delle piccole parti durante la mia vita quotidiana in cui comunque mi approcciavo al mondo esterno, e era molto interessante lì vedere come quando staccavo poi da lavoro non mi ritrovassi magari come a Faenza che stacco, non so, c'è l'amico che ti dice vado, andiamo a fare un aperitivo così, io staccavo, chiudevo il computer, guardavo e c'era un vento 3000 volte più forte di questo, delle renne che pascolavano e poi tutta una giornata e una notte di fronte a me dove in teoria non potevo non far nulla, ecco, capito? E diciamo che sì, hai citato Terzani, diciamo che è stato un po', ecco, un'ispirazione anche per la ricerca di questa lentezza, e mi sono accorto che quando sono andato su, un conto è idealizzarla, un conto è viverla, perché soprattutto adesso anche nei social media, eccetera, c'è una sorta di mercificazione anche della lentezza. Ci sono tantissime pagine che ti propinano questi video, no, di paesini, come possono essere anche Serramanna, no? Che fanno i video alle scene di vita lenta, e tutti professano questa cosa: vorrei fare una vita lenta, ma viverla è già molto più difficile. E per me è stato una salvezza. All'inizio del libro cito una frase di Nietzsche che secondo me è molto interessante, che dice una cosa che per me è molto umana e molto più normale, e mi scoccia vedere che quel tipo di comportamento sia visto anormale dalla società, ovvero riconoscere che questa vita frenetica non è naturale, non so come dire, ce la siamo creata attraverso un sistema che abbiamo tutti socialmente accettato, però non è naturale, e però sei un po' una pecora nera quando decidi di un attimo uscire dallo schema di questa frenesia, no? E lui gli dice che ha bisogno di un momento per andare via, perché penso che odio tutti e temo tutti, adesso odiare no, però diciamo che essere lento su mi ha fatto capire mi ha fatto sentire, non so come dire, leggero nel pensare di andare un attimo fuori strada. Perché, come dicevo prima, io sono salito su per ragionare, metabolizzare dei pensieri che quando sono a casa non mi viene mai dato il tempo di esprimerli come veramente li penso. Mi viene subito detto: cosa ne pensi? Cioè, non mi lasciano il tempo di esprimerli, quindi sì, questo non so se ho divagato un pochino, però ecco, la lentezza su mi ha insegnato questo, il saper portare rispetto a me stesso e al tempo che io naturalmente ho bisogno per ragionare su interrogativi, passiamo in termini esistenziali, che è normale che una persona che si approccia alla vita adulta abbia, ecco. Questo, non so se ho divagato troppo, sono andato troppo in là. Non ci sono domande, non ci sono quindi risposte corrette o sbagliate da dover dare, almeno qua. Ti chiederei, dicevi prima che volevi leggere un passo di Terzani, sarei molto curioso Sì. visto che l'abbiamo citato. Adesso se trovo la pagina. Sono curioso.
Però ecco sì, il discorso è saper regolare il proprio orologio esistenziale a quello del mondo. Questo è un pezzo appunto del libro, un altro giro di giostra, e l'ho trovato. Mi piace molto leggerlo durante le presentazioni di questo libro perché dice tutto. E fa: agli inizi degli anni 30, un avventuroso inglese di nome Paul Brenton fece un lungo viaggio in India sulle tracce della sua sapienza, che lui vedeva minacciata dall'irresistibile avanzare della mentalità occidentale. Uno dei bei personaggi che Brenton incontra è un vecchio yogi che nel corso della conversazione gli dice: solo quando i sapienti occidentali rinunceranno a inventare macchine che corrono più svelte di quelle che già avete e cominceranno invece a guardare dentro di sé, la vostra razza scoprirà un po' di vera felicità. Lei non crederà che il poter viaggiare sempre più velocemente renda la vostra gente più felice. Sono passati più di 70 anni. Molti indiani sono capaci ancora oggi di porsi quella stessa domanda. Ma noi ce la siamo mai posta? Pare proprio di no, visto che il correre sempre più velocemente è diventato il nostro modo di essere. Tutto è ormai una corsa. Si vive senza fare più attenzione alla vita. Si dorme e non si fa caso a quel che si sogna. Si guarda solo la sveglia. Siamo interessati solo al tempo che passa, a farlo passare, rimandando al poi quel che si vorrebbe davvero. Sul poi, non sull'ora, si concentra l'attenzione. Nelle città, in particolare, la vita passa senza un solo momento di riflessione, senza un solo momento di quiete che bilanci la continua corsa al fare. Ormai nessuno ha più tempo per nulla, neppure di meravigliarsi, di inorridirsi, di commuoversi, di innamorarsi, di stare con se stessi. Le scuse per non fermarsi a chiederci se questo correre ci fa più felici sono migliaia e, se non ci sono, siamo bravissimi a inventarle. Secondo me è bellissimo. Secondo me è bellissimo. Sì, diciamo che Terzani è un bravissimo scrittore e riesce a veramente rappresentarci questa dicotomia tra il correre e la vita lenta, e soprattutto tra tutto ciò che è materiale e tutto ciò che è spiritualità. Per te, che hai voluto fare questo viaggio fortemente proprio per i motivi di cui ci hai parlato prima, quanto conta la materialità e quanto sei riuscito a scoprire, diciamo, a livello spirituale durante questo tuo percorso? Quanto conta, scusa? La materialità, diciamo, delle cose, e quanto sei riuscito a scoprire della tua spiritualità e quanto pensi che possa prevalere sulla materialità? Questa è una bella domanda. Diciamo che io sono partito su con appunto questo anche mito dell'andare su, mi ero quasi mitizzato da solo il viaggio, di andare su in questo posto, in questo angolo remoto del mondo, con l'idea di trovare quelle risposte spirituali, no? Dicevo, beh, mi vado a infilare in quel contesto, quindi per forza ritornerò con una maturità spirituale insomma più grande. E quello che ho capito in verità è che non sono pronto, sono consapevole dell'età che ho e delle tante cose che voglio scoprire e che per scoprirle passano attraverso quelli che, passami il termine, sono vizi anche, no? Quindi si torna alla materialità, al vivere delle esperienze che, insomma, anche in un brano lo citano, senza mezzi termini, al passare dalle feste all'erotico, a banalmente stare a guardare nel cielo le nuvole che passano, bevendomi birra e fumando sigarette, no? Sono cose che magari si pensano discostino dalla spiritualità, quindi il rapporto ho accettato il mio rapporto con la materialità e il fatto che abbia ancora tanta strada da fare per
raggiungere poi quella meta spirituale che non so neanche se voglio raggiungerla, capito? È stato un viaggio che mi ha portato a una consapevolezza diversa rispetto a quella per cui ero partito, perché quando uno dice questa parola, no, eremita, si pensa sempre che si vada e si torni con non so come dire, con un tesoro spirituale incredibile e più distaccato dalla realtà materiale di oggi. Per me non è stato lo stesso, scusa. Romagnolo mi scappa la Z ogni tanto. Per me non è stato lo stesso. È stato un accettare anche il naturale passaggio, penso, per le persone, per un ragazzo della mia età dal materialismo per arrivare poi a certe consapevolezze, no? Non so se mi sono spiegato. Non so se conosci una bellissima poesia di Costantino Cavafis, Itaca. No. È una poesia che racconta sempre del viaggio. Leggerei io un piccolo pezzetto se non disturbo. Non affrettare il viaggio, fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'isola. Tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei mai ti saresti messo sulla via. Nulla di più ha da darti, e se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. E quindi è un po' questo quello che, insomma, stai iniziando un tuo percorso di viaggio e di conoscenza verso te stesso, e credo che non bisogna avere neanche proprio la fretta di dover arrivare a una risposta definitiva e probabilmente non così presto. Come Ulisse che viaggia verso Itaca, questa risposta potrebbe arrivare anche tardissimo, con la consapevolezza però appunto che la vita e la conoscenza di se stessi la si ha quando poi effettivamente si viaggia e ci si pone costantemente davanti a delle domande, cercando ovviamente di porsi le domande che siano più corrette possibili per quello che è il nostro pensiero e quelli che sono i nostri stimoli. Ti chiederei di raccontare qualcosa in più, qualche curiosità, ecco, magari qualcosa di divertente che ti è capitato durante il viaggio, così non annoiamo troppo. Beh, ce ne sono state un po' di cose divertenti, vabbè. In primis appunto il rapporto con il mio vicino, tra virgolette, di casa che appunto stava un bel po' lontano da me. Io, cioè, a volte sembrava che avesse paura di me, perché io provavo a interagire, a andarlo a trovare e scappava sempre, no? Mi ricordo che il primo approccio fu che mi scappò un guanto e io pensavo di averlo perso e tipo arrivò da me quasi un po' scocciato perché una delle sue renne se lo stava mangiando e vabbè, questo in verità lui non rideva, quindi non è troppo divertente, però ecco, con le renne io ho avuto un po' di rapporti di amore e odio. Mi mangiavano le cipolle che tenevo fuori perché era, cioè, temperatura così fredda, era il mio frigo praticamente, il terrazzo. E poi ecco, un'altra volta ho rischiato di farmi mettere sotto da un anziano che là hanno i deambulatori con gli sci, no? per girare dalle strade. E una volta sono stato quasi messo sotto da un anziano. Ecco. Non è che ho avuto tante esperienze divertenti perché ero da solo, però a ripensarci mi fa ridere, però magari ecco Magari è proprio questa la cosa bella, riuscire a concentrarsi di più sul presente e farsi rendere divertenti anche delle situazioni che probabilmente oggi non ci accorgeremo mai di vivere, no? Quotidianamente. Infatti tu fai questo esempio un po' di tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, la differenza tra, diciamo, l'autostrada, cioè si è perso il senso della strada, del percorrere la strada come un percorso di vita. Ti andrebbe di raccontarci un pochino cosa significa per te la strada e uscire probabilmente diciamo, da questo percorso già segnato e provare invece a imboccare dei sentieri
e siano più rappresentativi per noi. Sì, ecco, questa domanda immagino che l'hai presa leggendo la parte nel saggio che apre il libro, che è un passo di Milan Kundera nel libro L'immortalità, e parla appunto, cioè metaforizza la differenza tra strade asfaltate e strade di campagna, tipo mulattiere. Le metaforizza per parlare dell'instradamento del popolo, della civiltà, ecco, negli ultimi 60 anni, poi dal boom economico, eccetera, no? Quindi come si siano iniziate ad asfaltare tantissime strade anche nei posti più remoti, in campagna, e portando non so come dire, quella modernità in paesaggi, e quindi anche modificandoli esteticamente con queste strade asfaltate. E diciamo che appunto lui parla di come sarebbe bello riprendere a percorrere le strade, un po' i sentieri di terra, quindi metaforizzando anche uscire un attimo dall'instradamento che ormai diciamo tutti prendiamo vivendo nella società di oggi, quindi vivendo secondo canoni preimpostati che magari ci vengono, passami il termine, impartiti da bambini tramite magari certi insegnamenti scolastici, o comunque anche insegnamenti paralleli che vengono attraverso la TV e discorsi fatti alla TV nelle piazze, eccetera, e quindi anche il fatto, ecco, di non pensare quasi più con la propria testa. E quindi per me questo viaggio in Norvegia è stato un po' il prendere una strada alternativa, non quella asfaltata, e insomma questo qui. Non so se... Pensi che farai a breve un altro viaggio? Sì, diciamo che ormai ho preso la voglia di, come dice Nietzsche nell'introduzione, ogni volta che magari sento il bisogno di ascoltare me stesso, perché sono sempre in una costante fase in cui mi sorgono delle domande, sempre esistenziali, cerco di prendere il momento scegliendo dei posti non magari sempre a meno 13 gradi, magari li scelgo un pochino più caldi la prossima volta, però sì, ho intenzione di fare altri viaggi e di documentarli con la macchina, sempre con la macchina analogica. Okay, grazie. Perché poi, scusate, aggiungo una cosa che mi è venuta in mente, scusate, ma diciamo che mi collego a quest'ultima domanda che mi hai fatto per dire che da eremita, tra virgolette, citando ecco un discorso fatto nelle presentazioni di ieri, che si è parlato della differenza tra eremita e pellegrino, adesso non so se ci sia ancora Roberto, sì, forse è là, ti vedo, ciao. Si è parlato molto della differenza tra gli anche se ti senti più eremita o pellegrino. Io ho voluto fare il passo più lungo della gamba e pretendere a 26 anni di fare l'eremita, ma cioè, questa esperienza mi ha insegnato, come dicevo prima, che ovviamente ho ancora tanto da imparare, quindi le prossime esperienze, ecco, anche penso che la parola chiave sarà pellegrinaggio, ecco, quindi sono passato dallo status di eremita, mi sento essere passato da quello status a quello di pellegrino, e volevo appunto fare questo punto. Bellissima qua. precisazione. Io lascerei, non so, spazio a qualche domanda, qualche curiosità dal pubblico. Qualcuno che vuole esprimere un concetto? Prego. Sì, allora dicevo che la cosa che a me incuriosiva molto, visto che hanno citato comunque Terzani e tanti altri autori, era quello di conoscere magari qualche passaggio del suo libro.
leggere qualcosa, capire qualcosa che possa comunque, diciamo, incuriosirci, avvicinarsi al suo libro e avvicinarci al perché di questa scelta, cioè del decidere di capire che è molto bella, secondo me, che ancora non è il momento di essere, diciamo, eremiti, e quindi, perché magari giovane, quindi dover ancora vivere tanto, e quindi magari leggere qualcosina che possa un po' incuriosirci e raccontarci, so che dobbiamo leggerlo, lo capisco, però possa un po' raccontarci il tuo libro. E poi un'altra piccola cosa, deformazione professionale, mi incuriosisce moltissimo il perché della scelta di continuare a documentare i tuoi viaggi con l'analogico. Grazie. Grazie. Tante cose. Grazie mille. Allora, sì, ti leggerei una parte del il libro. Si apre con un saggio che si chiama appunto Sull'eremitismo, da cui prende il nome il libro, perché diciamo che ecco, qui cerco appunto di rispondere a questa ipotetica domanda che mi potrebbe fare uno che mi ascolta una presentazione, quindi sono contento che tu me l'abbia fatta. Allora, è molto lungo, quindi scelgo un attimo una parte, se no Beppe mi... Ok, la parte in cui dico proprio, in cui parlo della parola eremita, magari, non so se... Beh, leggi tu. Spero, Vai. spero risponda alla tua domanda. Te la contestualizzo un attimo, perché praticamente appunto è a metà di questo saggio in cui spiego il perché sia partito, e spiego un po' le parole chiavi. Quindi qui siamo nel paragrafo in cui parlo della parola eremita. E fa: eremita. Questa è la parola chiave dell'opera. Un termine che, nel mondo interconnesso e comunitario come quello di oggi, vedo spesso detto con un'accezione in bilico tra il fascino e lo scherno. Richiama una disciplina di un mondo che non ci appartiene più, quella dell'eremitismo, che da un lato riporta alla mente un passato di cui di tempo per sé forse ce n'era anche troppo. Un passato che ricordiamo con un'infondata malinconia, dal momento che mai lo abbiamo vissuto. Un mondo più lento, più adagio, forse riferito a certi lettori nella loro primissima infanzia. Ma si sa com'è. Quando ci sentiamo schiacciati dal peso del nostro mondo, ci rifugiamo in un ideale del passato in cui tutto era a portata d'uomo. Niente corse costanti, nessuna fretta eccessiva. Tempo per sé, tempo per respirare. Dall'altro lato, invece, fa sorgere un velato ripudio mascherato da ironia. Vedo minimizzare il valore di qualcosa che richiede un mettersi in discussione, fuori da quegli schemi così attorcigliati a noi che ci indirizzano a vederlo quasi come follia. Non ce la si prende con l'eremitismo in sé, ma piuttosto con le sue prerogative di isolarsi da quel comfort a cui non sappiamo più dire di no. Insomma, come bambini che, se non possono avere un gioco, allora trovano una scusa per schifarlo. Più che ripudio è quasi invidia. La malattia dell'incarcerato. Guardare fuori dalla finestra con le sbarre è affascinante, sì, e infonde speranza che oltre alla gabbia ci sia ancora serenità nel mondo. Ma lo stesso sguardo, rivolto a chi là fuori può correre senza curarsi del numero di passi da fare, è anche geloso e diffidente. L'eremita appare così non come un folle, ma come l'incarnazione di un'azione che in fondo molti vorrebbero fare, per la quale però non si trovano le forze di fare il primo passo, o per cui si sente un impedimento. Da qui la diffidenza e lo scherno. Eccola la sadica conseguenza nascosta tra le righe del nostro sistema, l'eclissi dell'individuo al sorgere di un ideale di comunità totalizzante, che ancora si fatica ad accettare completamente, e per questo ci porta a un tira e molla nell'interesse verso la pratica dell'evasione sociale. Prima la si ammira, poi la si mette in croce. Ecco, t'ho letto questa parte perché magari, ecco, da un po', spero che abbia risposto alla tua domanda. Grazie. Non sono tutti così pesanti ai testi, alcuni sono anche leggeri. In questo pezzo, secondo me, si lega a quello che più di tutto mi ha fatto piacere capire in questa esperienza. Ero partito senza l'idea, cioè senza già questo concetto in testa, l'ho metabolizzato là. Ovvero che appunto qui parlo dello scherno verso l'eremitismo, quindi automaticamente anche di quello che dicevano i miei amici e la mia famiglia, no? Tipo, vai a fare l'eremita, vai lassù, ma dai, a cagare, così.
e mi sentivo preso in giro, però negli occhi di alcuni invece c'era una sorta di, non giudizio, non una sentenza, era... non so come dire, in quegli occhi c'era veramente la sincerità di qualcuno che mi diceva bello, vuoi fare qualcosa che io vorrei fare. E quando insomma, quello mi ha dato speranza e mi ha fatto pensare a questa parola, appartenenza generazionale, no? Perché io con la mia generazione, cioè, fino a questo momento non avevo mai sentito qualcosa che mi legasse veramente, sentivo tutti i miei coetanei, adesso non so se cambi, sono qua, prendo il volo, però, grazie. Ci vedo persi, non so come dire, non so se sia normale perché ripeto ho l'età che ho e non sono verso i 70 anni che guardo un giovane e dico capirai, quindi io ci sono dentro all'occhio del ciclone, non so cosa ci sia fuori. E l'unica cosa di cui sono certo è che a tutti sta salendo questo buio interiore, non so se sia per il non futuro a cui ci stiamo apprestando, non ho idea, però guardo le generazioni passate, sento i discorsi dei miei zii, delle persone al bar del mio paesino, non so, che mi parlavano che alla mia età c'era un senso di generazionale, di appartenenza generazionale con le altre persone che noi non abbiamo. Mi faceva quasi rabbia dire, cavolo, cioè, siamo il nuovo motore, no? Quello che sarà il nuovo motore del mondo. E quindi sono partito con questa rabbia e quando ho metabolizzato queste cose e le ho iniziate a condividere attraverso, non so, cioè, non presentazioni perché dovevo ancora scrivere il libro, però quando sono tornate mi chiedevano cosa avevo partorito, eccetera, vedevo in persone che magari prima mi prendevano in giro non so, un sincero ascoltarmi, perché ho toccato delle corde emotive, ma non perché io sia chissà chi, semplicemente mi sono preso il tempo per, come dicevo all'inizio, ragionare e metabolizzare su pensieri che hanno bisogno di una lentezza. E penso che la nostra generazione io, si possa salvare si potrà salvare, ecco, se farà uso di questa lentezza, riuscirà a essere lenta nel capire le proprie esigenze, perché non so come era in passato, ma noi penso ne avremo bisogno per affrontare il futuro che sta arrivando, no? Poi, non so se ho risposto a tutto, però... Mm-hmm. Ah, è vero, perdono. Sì, perché diciamo che l'analogico è lento, sentiamo sempre questa parola, nel senso che è strano come io in ogni 36 scatti della pellicola, quando poi li vado a sviluppare, appena li vedo ricordo esattamente cosa ho provato. Infatti c'è il gioco che faccio in questo libro, è quello di raccontare il filo per segno le sensazioni che ho provato in quel momento a distanza comunque di un mesetto e mezzo, perché dopo ho dovuto non so se ho dovuto svilupparle eccetera, e quindi ecco mi dà la sensazione di intrappolare, di rendere immortale una sensazione che nel mondo frenetico di oggi rischio di perdere. Io sono tornato a casa dopo un mese e mezzo, ero già nel marasma, boom, 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 e dicevo, cavolo, forse non ho più la possibilità di riprovare quelle sensazioni che ho provato là, e tac, no, c'è l'analogica che in quello scatto intrappola quell'emozione. Non so come sia, è una magia, non ho idea, forse solo per me, ma magari lo provano anche altre persone. Quindi questo è quanto. Grazie. Sono contento. Voglio parlare da qua se riesco a farmi sentire. Allora, tu hai detto delle cose che adesso in queste ultime frasi non si sente. Non mi senti? No, vai. Scusate. Allora,
tu hai detto delle cose io ti volevo fare un'altra domanda, poi te la farò, però vorrei fare un'osservazione su queste cose che hai detto, su questa tua generazione, i tuoi coetanei. Io lavoro con i tuoi coetanei e mi accorgo che molto spesso hanno bisogno di fermarsi. Infatti quando vengono da me e mi pongono dei quesiti, io gli dico fermati, pensa. E allora quando riesco a instaurare questo momento di empatia, allora riesco a far capire veramente le cose, perché c'è davvero questa difficoltà a fermarsi, proprio questa velocità che ti impedisce anche di entrare in contatto con un altro essere umano. Ma questa è solo l'osservazione che mi sento di fare in base a quello che mi ha fatto davvero emozionare, quello che mi hai detto davvero, che ci hai detto poco fa. La domanda che io ti volevo fare è questa, ed è una riflessione che nasce dal mio colloquio con Antonella Lumini dell'altro giorno, perché lei ha detto che adesso quando lei non pratica il silenzio per alcuni giorni ne ha bisogno. E quindi io ti chiedo, com'è stato il tuo rientro? Perché io immagino che il momento più sfidante non sia stato tanto partire quanto tornare, secondo me. Allora, grazie della domanda, grazie mille. Qui tocchi un altro aneddoto che, insomma, chiude un po', mette la ciliegina sulla torta questa esperienza che ho fatto. Io sono stato, tra virgolette, fortunato e sfortunato nel mio rientro, perché ho avuto modo lentamente di metabolizzare tutto. E questo perché sono dovuto tornare perché ho contratto un virus in un occhio, per il quale ho rischiato di perderlo. E adesso ne rido, però all'inizio era un attimo un po' pesante, quindi sicuramente il mio ritorno è stato influenzato da questa cosa che mi ha costretto a stare anche in casa, al buio. Tra l'altro mi fa molto ridere che sono andato su per cercare il buio è tornato con me, ho detto potevi restare su, però e io per quel momento ho avuto, per quel mesetto, ecco, ho avuto modo di portarmi indietro quella lentezza, quell'insegnamento che ho avuto su, ma al tempo stesso riconosco anche che poi mi sono lasciato un po' riprendere da tutto il tran tran. È veramente difficile. E io scrivo anche e fotografo anche con l'analogica, sempre collegandomi a quello che ho detto prima, e lo scrivo in una parte finale del libro, per conservare le mie albe, le mie epifanie che ho avuto in questi momenti, perché penso che nel mondo d'oggi sono un po' pessimista, perché penso che la frenesia, il sistema che ci siamo creati sia più forte di noi. Non ho una grossissima speranza, ecco, ti dico la verità, nell'affrontare tutto questo senza prendere delle precauzioni. Per me la scrittura è stata la mia salvezza, è quella che io provo anche è l'arte con cui io provo a spronare le persone, magari anche più giovani di me, per trascrivere magari certi pensieri, certe emozioni, certe sensazioni che stanno provando in quel momento, per potersele rileggere, perché penso sia quasi l'unico modo per provare a trovarsi, cioè, scusa, sto un attimo divagando, per imprimere, diciamo, su carta quello che si è provato in questi momenti di lentezza, perché purtroppo nella vita di oggi sono soltanto piccole fasi di lentezza incastrate in una vita frenetica, non sono piccole parti di frenesia incastrate in una vita lenta. E secondo me bisogna ricorrere a dei sotterfugi che sono soggettivi. Per me può essere scrivere, per una persona può essere dipingere, per un altro può essere la fotografia, può essere tantissime cose. E io non so se sto rispondendo bene alla tua domanda, ma pensando ai ragazzi con cui magari sei in contatto, dalla mia esperienza quello che potrei dire è:
trova il modo, magari, che lo senti dentro, ce l'hai dentro, con cui naturalmente ti senti di poterti esprimere nella tua vera forma, e utilizzalo per andare controcorrente verso questa società che ci chiede di essere sempre più frenetici, sempre più performanti, perché solo quando hai questi tipi di momenti, che per me, ripeto, può essere la scrittura, in cui sono questi i momenti in cui dico stop, perché mi sento veramente me stesso, e riesco a prendermi un momento lento per ragionare su tutti i pensieri. Adesso, scusa, ho un po' divagato, non so se ho risposto alla tua risposta, perché, ripeto, come tantissime domande che faccio, perché ogni testo si apre con una domanda, io con questo libro non voglio arrivare qui e dire ho trovato una risposta a queste domande, io ci sono ancora tuttora dentro, quindi in verità queste presentazioni mi piacciono perché sono delle conversazioni con cui, magari da persone che o hanno più esperienze di me o hanno fatto altri tipi di esperienze, posso imparare e chiudere i cerchi che io ho aperto con questo libro. Quindi a volte a questo tipo di domande magari non ho la risposta ben precisa, ma spero di poter dare un contributo, ecco, alla risposta che stai cercando. Quindi grazie a te. Grazie mille Edoardo, grazie a tutti per l'ascolto. Ok, posso fare un ringraziamento a Stranzus? Certo, assolutamente. No, tanto che ho il microfono in mano ci tenevo a fare un ringraziamento a Stranzus, allo staff, perché per me, vabbè, forse si vede anche un po' da come ho presentato, è la mia prima esperienza a un festival, con così tante persone, siete tantissimi e tantissime. E volevo farvi i complimenti anche a tutta la città di Serramanna e chi è venuto, per l'umanità che avete mostrato, perché diciamo che io vengo da fuori e di solito alle presentazioni ho amici, familiari che guardo e ok, trovo quella tranquillità, e mi è capitato di farlo anche adesso, guardando gli sguardi delle persone che ho incontrato in sti giorni, e mi avete fatto sentire a casa, e per questo non vi sarò mai grato, cioè grato abbastanza, perché non so se sia, cioè vorrei continuare a fare questi tipi di esperienze, di parlare ai festival, non so se è l'inizio di una carriera o soltanto una stella cometa, però anche se fosse una stella cometa mi avete fatto un regalo enorme e me lo porterò sempre nel cuore. Grazie. È stato un piacere anche per noi conoscerti e passare con te questi giorni. Io vorrei che Federico tornasse un attimo qua, perché adesso arrivano Giacomo e Gianluigi per un piccolo omaggio. Prima del secondo reading, vorrei presentare un'altra associazione che collabora con Strangus da anni. Abbiamo parlato del Pungolo, abbiamo parlato dell'associazione musicale Giuseppe Verdi, e adesso vorrei dire due cose sull'associazione culturale Tradizioni Popolari. Nata nel dicembre del 2016, l'Associazione Culturale Tradizioni Popolari Serramanna ha lavorato nell'ambito della ricerca storica a tutto tondo, e dal giorno della Costituzione ad oggi, grazie ad essa, ha potuto avere delineata una chiara visione di come i serramannesi, a cavallo dei secoli 800 e 900, ballavano, lavoravano, mangiavano, si divertivano e si vestivano. Tutto questo lavoro ha permesso una ricostruzione fedele, ma ancora in fase di realizzazione, dell'abbigliamento che il gruppo indossa durante eventi e processioni,
Ha partecipato attivamente al Festival Strangius sin dalla prima edizione, curando mostre etnografiche e affiancando l'organizzazione in tutto e per tutto. Qui, e poi se Daniela e Attilio vengono qua davanti, potrete vedere il risultato della ricerca fino ad oggi. Era questa la sorpresa. Perché ci siamo vestiti di tutto punto e mi sembrava brutto non far vedere a tutti come ci si vestiva a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento. Grazie! Grazie, potete andare, grazie per il vostro contributo. E adesso chiamerei di nuovo qui Bujumannu per la seconda parte del suo reading. Grazie. Allora, c'è un posto che io preferisco per leggere, che è il mare. E mi ha salvato la vita dal 2020, che abbiamo tutti affrontato una cosa veramente difficile, e ho capito la fortuna che abbiamo noi, che abbiamo scelto di nascere in Sardegna. Perché avere la fortuna di poter arrivare al mare, sedersi fronte mare, di fronte a orizzonti infiniti, è un regalo che ci fa la vita e noi dovremmo prenderne coscienza e difendere questa terra sino all'ultimo giorno della nostra vita. La prossima canzone è un pezzo che ho scritto con i Train to Roots e si intitola Blue, dedicato appunto al nostro mare. Mandala. Sollevi un po', Simo. Capitano, raga. Siccome ve la vorrei far sentire bene. Sentite fuori? Come mai quando vedo il mare non ci penso più, mi colora di blu. Come mai ci vorrei restare una notte in più, anche senza parlare. Leggo le tue parole, il flusso dei miei pensieri mi porta in mondi non luoghi, ma condizioni vitali dove vorrei restare, perché cambio colore nel bel mezzo della confusione, dentro il caos della vita. Voglio viverlo, il mio presente viverlo. Salterò gli ostacoli, il tempo vola. Come mai quando vedo il mare non ci penso più, mi colora di blu. Come mai ci vorrei restare una notte in più, anche senza parlare, accumulare tesori nel forziere del cuore e riconoscere l'illusione della falsa felicità. È un abbraccio che mi scalda l'anima da mattina a sera, è la luna che si specchia sull'acqua e mi emoziona ancora. Voglio viverlo, il mio presente viverlo, e salterò gli ostacoli, il tempo vola. Come mai quando vedo il mare non ci penso più, mi colora di blu. Come mai ci vorrei restare una notte in più, anche senza parlare. Faccio una citazione. Con una mano mi sfiori.
Voglio viverlo, il mio presente viverlo. Salterò gli ostacoli, il tempo vola. Come mai quando vedo il mare non ci penso più, mi colora di blu. Come mai ci vorrei restare una notte in più, anche senza parlare. Che poi una cosa che mi preoccupa è il fatto che potrei sedermi di fronte al mare e nei prossimi anni non avere più orizzonti infiniti, ma rovinati da delle paleoliche giganti. Grazie.